get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ciao a tutti e bentornati sul canale di Noi Andiamo in Moto. In questo video vedrete una parte di Alpi francesi che abbiamo attraversato al ritorno dal nostro giro in Bretagna, Col de Galimbert e Col de la Bonette. Il primo che affrontiamo è Col de Galimbert. Sulla sua sommità, oltre ai classici cartelli, troviamo un tunnel che attraversa la parte più alta della montagna. Questo è uno dei passi più conosciuti da ciclisti e motociclisti, spesso il Tour de France lo sfrutta per i suoi percorsi. Come spesso accade, troviamo dei fotografi che su alcuni tornanti scattano foto, che vendono poi sui loro siti. Noi ci siamo lasciati tentare e ne abbiamo acquistati un paio.
Il passo successivo è Col della Bonette, ben 2802 metri sul livello del mare. Dal paesaggio che ci appare rimaniamo incantati. Sulla cima si riesce a parcheggiare per scattare qualche foto e chi vuole ha la possibilità di fare un piccolo percorso a piedi che porta alla sommità. La cosa che ci ha colpito è, oltre alla lunghezza del passo, anche il fatto che il paesaggio cambia continuamente e inoltre si riescono a vedere il forte di Restefond e dalla parte opposta della cima si riesce a visitare un piccolo villaggio abbandonato chiamato Campo dei Forconi. Se passate sulle Alpi Marittime, questo è un passo assolutamente da non perdere. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere diverse aquile in volo e diverse marmotte.
Grazie a tutti per aver visto questo filmato, se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo viaggio! Il prossimo viaggio andiamo in Islanda. Shh.